Buongiorno ragazzi, come mi avevate detto ragazzi, il terremoto in Albania è stato di magnitudo 5.8 a 34 km da Tirana. Questa secondo i sismologi è stata la scossa più violenta degli ultimi 30 anni, quindi davvero un casino è successo lì ragazzi. Si aggrava il bilancio dei danni del forte sisma. Oltre 400 sono le case e oltre 30 i palazzi che sono seriamente danneggiati, quindi davvero un casino ragazzi, sia a Tirana che a Durazzo, le due città diciamo più vicine all'epicentro. Lo ha reso noto poco fa il ministro della difesa, quindi oltre 100 sono le persone che hanno chiesto l'assistenza medica, quindi sono stati allestiti tanti centri di accoglienza, davvero un casino. È seguito subito una nuova forte scossa di terremoto di 4.9 poco dopo la mezzanotte, diciamo sempre nella stessa parte, quindi la scossa è stata sentita chiaramente quasi ovunque. Dal pomeriggio fino a tarda serata di ieri, ragazzi, oltre 100 sono state le scosse di assestamento. Quindi anche l'Italia si è detta disposta ad aiutare l'Albania, l'ho fatto sapere tramite il premier albanese Edi Rama. Quindi anche l'Italia parteciperà all'aiuto del ripristino di queste case in Albania, perché molte case e molti edifici sono crollati, quindi anche l'Italia parteciperà ad aiutare a mandare soccorsi in Albania. In effetti le foto che ci sono su internet si vedono crolli di edifici, crolli di case e fortunatamente ragazzi non ci sono feriti o tanti morti, quindi non si sa bene quando ce ne siano, però dal primo impatto non credo che ce ne siano tanti. In effetti si contano solo 100 feriti in effetti, ma di persone decesse morte no, perlomeno fino adesso non ne ho trovate in nessun sito sia albanese sia italiano, quindi per ora riportano solo 100 feriti. Questo è quello che è successo in effetti in Albania. Quindi la scossa addirittura qualcuno ha detto è stata avvertita anche in Puglia, quindi è stato davvero una nottataccia. Quindi diciamo crolli e feriti sia a Durazzo, diciamo un po' dappertutto in effetti dell'Albania, quindi diciamo è stata sentita un po' dappertutto, addirittura in Puglia ragazzi, quindi dall'altra parte del mare, quindi hanno allestito tende per le persone che non hanno più casa, persone che hanno le case diciamo con tetti danneggiati, quindi un casino proprio. Ciao Federica, buongiorno. Quindi è stata sentita davvero ovunque ragazzi, quindi una cosa davvero spaventosa. 400 case e oltre 30 palazzi, quindi il bilancio è davvero molto molto grave. Quindi ragazzi ci aggiorneremo oggi pomeriggio sperando che non escano fuori che qualcuno è morto. Per ora si riportano solo 100 feriti, di cui nessuno è grave, fortunatamente. Purtroppo ci sono crolli di case ed edifici, questo sì, però l'importante è che non ci siano vittime, almeno su questo è un lato già positivo. Ci sentiamo oggi pomeriggio ragazzi, farò un aggiornamento. Questo era solo l'ultimo aggiornamento di questa scossa. In effetti ieri stavo alla festa di San Matteo, quindi non avevo sentito questa notizia, quindi adesso parlando prima nel video precedente mi avevano avvisato di questa scossa avvenuta in Albania, quindi è stata a 6 km all'ora da Durazzo in effetti, quindi è stata sentita quasi ovunque ragazzi, quindi è stata di 5.8 in effetti, quindi a 34 km da Tirana, sì.
Vabbè ragazzi, ci sentiamo dopo, voglio vedere se trovo qualche aggiornamento. Sì, sì, ieri sera, sì. Quindi è stata una di 5.8 e poi una di 4.9. Poi ci sono state durante tutta la notte 100 scosse di assestamento, pensate un poco. Vabbè ragazzi, comunque ci sentiamo più tardi, voglio vedere se trovo qualche, diciamo, conferma che non ci sono stati morti oppure altro, quindi voglio vedere che cosa dicono, diciamo, vado a vedere direttamente sul sito albanese, voglio vedere cosa dicono i telegiornali, diciamo, e la stampa di lì. Ci sentiamo dopo ragazzi per un nuovo aggiornamento, ciao a tutti.